Per la ricetta di oggi, cari amiche e cari amici, siamo andati al mare, abbiamo fatto un giro con Armando. Ciao Armando. Ciao Bruno. Come stai? Bene? Bene. Ti è passata la salsedine che ti era... Che siamo andati noi a pescare i calamari. Esatto. Ma sai che bello pescare i calamari? Sai sì. come si fa, no? L'abbiamo fatto. Allora si butta giù una lenza, no? Di sera con una lampada puntata nell'acqua. Si butta giù una lenza, no? Lunga, 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 e poi si tira su continuamente finché a un certo punto, tac, calamaro si appende lì, lo tiri su e lo tiri fuori. E noi ne abbiamo presi intanto quelli necessari per farvi la ricetta per voi. Calamari ripieni con il radicchio rosso di Treviso, perché dopo tornando in Rio siamo passati da Treviso al mercato a Ciore il radicchio. Il radicchio rosso di Treviso, quello tardivo ovviamente, che è il migliore. E come si dice in Veneto, calamari ripieni con radicchio rosso di Trevisano, naturalmente. Allora, naturalmente per 4 persone gli va tanti calamari, infatti siamo stati tutta la notte di 10-12 centimetri. Siamo stati là tutta la notte, per quello che ho detto se te ga passare la salsedine. 16 calamari per 4 persone, per 4 persone. Beh, vogliamo raccontare che il calamaro è un mollusco di mare che assomiglia molto alla seppia, anche se il suo corpo è molto più allungato rispetto a quello della seppia. Ha una carne bianchissima e molto gustosa e si può preparare in svariate maniere. Quella che oggi naturalmente vi presentiamo è una maniera, si può preparare in umido, ai ferri, gratinato, al forno, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi lo facciamo ripieno del radicchio rosso di Treviso. Ma questa è una tua ricetta, l'hai fatta quando ti è venuto in mente, hai fatto la prova, poi... No, questa è proprio una ricetta che ho creato così, con radicchio dentro, perché praticamente è semplicissima. Il piacere di questi calamari, una volta puliti, se marinde dal vostro pescivendolo, vi fate pulire tutto ben, tirargli via gli occhi, la testa, le penne che ha, eccetera, li lavate per bene. E ovviamente cosa fate? Quello che è la testa la tagliustate tutta a pezzettini, gli mettete un po' di sale dentro e prendete il radicchio di Treviso, lo spuntate dalla cima un pochino. Ecco, vuoi che diciamo quanti ingredienti ci vanno, poi tu la spieghi bene. Allora, per 4 persone, 16 calamari di media grandezza, 4 bei cespi di radicchio rosso di Treviso, abbiamo una cassetta noi altri. Perché dopo abbiamo fatto altre ricette che diremo. Un cucchiaio di prezzemolo con uno spicchio d'aglio, e lo spicchio d'aglio poi ci spieghi come va messo, il tutto finemente tritato. Lo spicchio d'aglio tritato insieme. 5 cucchiai di olio extravergine di oliva. E qua se raccomandiamo sempre che sia proprio extravergine, proprio di oliva, proprio di prima spremitura, ecco, questo è importantissimo. Perché è importante? Magari anche delle nostre colline, però in quel caso dovete conoscere qualche amico che ha in collina degli ulivi e che fa un po' di olio. Esatto. E il succo di un limone, sale e pepe. E poi come si fa allora? Il procedimento è questo: si prende, come ho detto prima, i calamari già puliti, si li lava per bene ed si pulisce il radicchio rosso di Treviso, praticamente viene pulita la radice e tagliato a metà nel senso della lunghezza e diviso in 4 parti. Diciamo, questo radicchio viene condito con un po' di olio, sale e pepe ed viene inserito ogni calamaro, un cespo, un spicchio di un cespo nel calamaro. Un quarto. Un quarto, bellissimo. Dopo si mette dentro, si sposta, si butta dentro un po' di prezzemolo con l'aglio nel calamaro, no? E si mette un'altra giossetta dentro di olio nel calamaro, si li allinea tutti per bene in una teglia da forno, se rimette un po' di olio sopra, rimanete di olio,
si cosparge di sale e pepe quanto necessario e dopodiché un po' di prezzemolo si porta a cottura a 180 gradi per 15 minuti. E tirei fuori si direi che meraviglia. Voi mangiate i calamari con forchetta e coltello taglié e calamaro insieme con radicio è una meraviglia. Il potere del sapore di questo radicchio che è stato cotto in un modo, diciamo, non ha subito una coloria forte, ma ha subito una cottura molto al dente, diciamo, per farvi capire meglio, che quindi resta più piacevole ancora mangiare sto radicio, che ti sente il gusto di sto radicio che è buono. Questo qua può fare da piatto da secondo piatto, che è interessante perché, caro Bruno, è semplice, leggero, non è che i piatti che ti sgionfa su, diciamo, nel nostro dialetto, e anche non è che in un certo momento sia chissà di che quanto costo. Piatti che potete abbordare da tutti. E che vin bevi tu insieme? Qua un bianco, qua non puoi mancare un bianco, qua che può andare bene un incrocio Manzoni 6013 della scuola enologica di Conegliano. Sapete che vengono di buoni vini nella nostra zona di Conegliano, oppure un bianco di Conegliano, oppure può andare bene anche un prosecco di OCG, o se no si può stare anche su un verdiso fermo anche. Piacevole, l'acidità di sto verdiso, che è piacevole, te pulisce bene il palato, ecco questo te. E vedo tutti i vini che ne ha tanta gradazione, quindi possiamo bere un bicchiere, 2, 3. Ma Armando, de contorno cosa che metterai tutti? De contorno qua abbiamo il radicchio che fa da, che già fa da contorno, però è nel ripieno, diciamo. È ripieno così. Di contorno può essere abbinato ugualmente del radicchio di Treviso all'insalata, oppure vogliamo dare una chicca in più, adoperiamo sempre il radicchio fatto ai ferri e servito a parte, e così abbiamo le due fragranze di sapori diversi. O se no, sempre può andare bene quando andiamo fuori però della cucina veneta, un purè di cavolfiori. Beh, ma noi altri insegniamo anche a mangiare a quei che non si veneti. Ecco, purè è un cavolfiore normale, e quando che si è cotto, tutta la parte dei broccoletti del cavolfiore, i passé sul passaverdure, oppure sulla schiaccia patate, che crea questa purea, che sono un po' di burro, un fiato di noce moscata e sale anche basta, e sbatte come quando che sbatte anche un fiato di formaggio grattato, e sbatte come quando che sbatte il purè, e mantevi sentire che buon che sia questo. E ricordate, se volete vedere e sentire di nuovo queste ricette, Radio Conegliano Veneto Globe, cliccate sul vostro computer, digitate sulla tastiera Veneto Globe, entrate nelle ricette con Armando Zanotto, che saluto e lo invito alla prossima ricetta. Buon appetito anche oggi. Grazie a tutti voi e buon appetito.